Ah, perché alla mostra di Venezia passa Oliver Stone, passa Aronofsky e poi passa Fabio Rovazzi. Cioè, Sì. dai Fabio, rubo diciamo le cose come stanno. rubo una battuta che è venuta qualcuno prima, però non è mia, quindi non Eccolo, mi prendo. guardalo là, vedi? Non mi prendo. Adesso, Fabio Rovazzi e Oliver Stone poteva essere l'incontro del secolo, capito? Impazzisco. Vedi? Come facciamo? Giorgione. Ma lo posso Basta salutare che... al volo? Sì, alzati e saluta. Ma tu l'ho salutato prima. Tranquillo, tranquillo. Esatto. Una conversazione che rimarrà nella storia. Esatto, pregna. Io ho visto che ti ha guardato. È andata però... più o meno così. I'm a big fan of you. Fine. Questo Però è lui stato ti ha guardato interessato, però, momento Fabio. altissimo del torniamo a noi. Scusami, dovevo salutare Oliver, un vecchio amico. Esatto. Anzi, se dopo qualcuno ti chiama dice no scusa, stavo con Oliver, non potevo Esatto, rispondere. Bellissimo. esattamente. Allora, no, stavo dicendo, rubo una battuta che vai. è mia. Io rappresento quello che, insomma, una versione blanda di Sorrentino, la media bellezza, capito? Giusto, bello. Perché c'è un grande vestito e un ragazzo bruttissimo al suo interno e mi trovo qua. La media bellezza. La media bellezza, Senti, bello Fabio, diciamo innanzitutto perché sei alla mostra. Sì, sono qui perché si parla di cinema, sono un grande appassionato e spettatore del cinema. Cioè possiamo quasi dire che viene prima il cinema che la musica nella tua... Assolutamente sì, possiamo dirlo. Io quando sono piccolo che guardo film anche allucinanti grazie insomma agli insegnamenti di mio padre che mi fece vedere Arancia Meccanica a 10 anni. Ah vabbè, quindi cose educative. Sì, cose di questo tipo. Vieni figliolo che guardiamo questo. Esattamente, Odissea nello spazio, ho visto 2000 robe. E no, ho una grande passione, nel senso, poi con gli anni ho definito più o meno i gusti e sono fan di quello che è l'incredibile, cioè il fuori dall'ordinario o quello che sono delle storie effettivamente interessanti e sempre fuori dall'ordinario. Cioè odio andare al cinema e vedere delle cose che conosco benissimo, che vedo tutti i giorni. Quindi tu il neorealismo diciamo che non sei un amante, insomma. Dipende, può risultare interessante, dipende da tante cose. Ci sono alcuni film, devo ammettere, che non mi hanno stupito, amo la spettacolarità. Quindi... Tu sei un nolaniano anche, possiamo usare questo aggettivo. Ovviamente. Anzi sulla bio di Instagram si vede. Poi sono odiatissimi nolaniani, quindi me la sto tirando, però anche sono tipo Villeneuve, una setta i nolaniani. Anche Villeneuve, grandissimo regista Villeneuve. che sta spaccando tantissimo. Adesso sta girando Dune 2. Esatto. Okay. E non vediamo l'ora. Esatto. Ma torniamo all'inizio. Sì. Perché sei a Venezia? Sono a Venezia per vedere Marilyn. Esatto. Blonde, quello con Ana de Armas. Con Ana de Armas, film attesissimo. E fai anche Red Carpet. Sì, certo, perché comunque da buona comparsa del film. No, vabbè, Red Carpet è una prassi. Il film secondo me è fighissimo, oltre ad essere uno dei più attesi qua, è un film che tra l'altro tratta temi molto attuali, e cioè tutto quello che è il background dell'estetica, no? Cioè in un mondo adesso di grande estetica e di grande immagine. Che paradossalmente oggi è ancora più attuale di ieri. Esatto, e lo fa tra l'altro trattando una storia e mostrandoci una storia che penso che sia una delle più incredibili e interessanti di sempre, con un'attrice che è straordinaria, bellissima, e quindi non vedo l'ora di vederlo, devo essere sincero. E se qualcuno mi spoilera qualcosa lo ammazzo. Esatto, o vai da Oliver Stone che ci gira sopra un documentario immediatamente. Nuclear anche deve essere una cosa pazzesca. Anche Nuclear sì, che ha girato in favore del nucleare. Però Fabio, tu hai fatto anche il cinema. Sì. Che esperienze sono state e cosa vorresti fare invece? Speranze? No, che esperienze? Cioè, lanciamo un appello qua. Pochissime. Speranze pochissime, esperienze buone però. Esperienze buone. Con Gennaro Nunziante, il buon Gennaro Nunziante. Ho iniziato come protagonista col Vegetale con Gennaro Nunziante. Personaggio incredibile, lui genio della comicità, sì, con dei tempi quasi matematici. Esatto, che è l'uomo dietro che Cozzalone. Qualsiasi poi sia l'esperienza con il cinema, è sempre ovviamente interessante, perché inizia ad assorbire come una spugna insegnamenti e piccole nozioni e insomma trick del mestiere. Esatto. E io diciamo che piano piano sto assimilando per cercare prima o poi di fare le mie cose, anche se al momento non riesco a capire se è per paura o perché non capisco esattamente il landing del prodotto, nel senso che tra le piattaforme di streaming e la sala, ovviamente adesso è più comodo uscire in sala, sì, perché ci si fa molto, cioè in sala e streaming, esatto, perché in sala ci fa molto male.
Ma tu vorresti ma allo invece stesso uscire in tempo sala, il vero? linguaggio è diverso. Certo. È come se parlassimo televisivo cinematografico, cioè è molto complicato. Quindi adesso aspetto un attimo e poi prima o poi Qualcosa succede, ma se adesso arriva Oliver Stone... non farò niente. Arriva Oliver Stone, ti dà una valigetta No, con gli dico, 50 Oliver. milioni di dollari e ti dice Fabio, 50 milioni? Sì, do Facciamo your i own titoli di movie. inizio con 50 milioni. 100 milioni, do your own movie, Fabio. Yes. It's your time, Of course. Fabio. Ok. Che film fai? Sì, però se poi va... dipende dalla 150 piattaforma. milioni, Fabio, no? Va benissimo, faccio ovviamente 180 in base, milioni. va benissimo. 200 si può? Tipo all'asta. No, dipende ovviamente anche dal budget e ripeto dal landing e dal linguaggio. Di default il mio sogno quello futurissimo volevo. sarebbe fare una cosa un po' di fantascienza o comunque racconta di un futuro distopico. Io ho in mente un po' di cose pazzesche, malatissime. Tipo Blade Runner, diciamo? Come o Blade Runner 2049? Ma magari, però 200 milioni mi sa che... Non bastano. Mi sa che... Però tu Ana faresti de un film di Armas in fantascienza. ologramma non ce l'abbiamo. No, mi piacerebbe tanto. Detto questo, al momento forse il primo step è qualcosa di più semplice dove in realtà vince l'idea, che è la cosa più difficile perché è veramente complicato trovare nuove idee. Sono penso l'oro dei giorni nostri nel mondo del cinema, infatti fanno un sacco di remake per quello perché non ce ne sono. Remake, reboot, franchise. Esatto, a parte il buon Top Gun Maverick che ieri ho rivisto per la terza volta in Atmos, che penso che sia un cioè è il remake perfetto, è la prosecuzione perfetta di un film. Alcuni dicono che superi il primo. Beh, il primo comunque è il mito. Ha dell'iconicità il primo sicuramente, però devo dire bello. Poi questo ritorno del lieto fine. Sì, ma poi si era un po' alimenta il perso. mito, ma alimenta il mito poi. Sì. Cioè... Però si era perso il lieto fine, Eh sì, molto. Infatti per assurdo stupisce. Ricordi La La Land che bastonata alla fine? Mi ricordo anche Avengers Endgame. Purtroppo. Sì. E quindi niente, vediamo. Guarda, Ma ogni i cassetti volta c'hai della roba nei cassetti? Come sono i tuoi cassetti? quest'anno sì. Quest'anno tanta. Come quest'anno? C'hai Quest'anno qualcosa tanta. che non ci stai dicendo? No, assolutamente. Quest'anno tanta. Quest'anno tante cose. Sono molto gasato, sono tornato in vita. Ah sì? Sì. Ci stai incuriosendo? Vabbè. Sì. Senti, ma stasera torni in albergo, ti suona il telefono e appare il nome di un regista che ti chiede di lavorare con lui. Chi vorresti che fosse? Puoi scegliere tra chiunque. Beh, Tarantino. Tarantino, eh? Sì. Ma tu quale Tarantino sei? Anni 90? Tutto Tarantino? Qualsiasi cosa? Tutto Tarantino. È il tuo film preferito? Qual è? E sono un po' in dubbio tra i Kill Bill e Pulp Fiction. Ah, Però Pulp Fiction. sì, perché la folgorazione iniziale. Vabbè, Pulp Penso che Fiction. sia quello che ho rivisto più volte. Sì, Però li ho Pulp rivisti tutti tante volte, quindi tutto più o meno. Esatto. Poi c'è il 70 mm, sono quelle chicche anche sì, che usa bellissimo, Nolan, capito? Io vado apposta a Melzo a vederlo in 70 mm. Ah, bellissimo, lo schermo. Pazzesco, sì. Sei un purista. Sì. Senti Fabio, ma il tuo film del cuore, proprio quello da Isola Deserta, qual è? 2001 Odissea nello spazio, che già una volta abbiamo avuto questa... Guarda, sarò odiatissimo per questa risposta e la do sempre. Proprio per questo. Però l'ho rivisto recentemente, credo sia la mia 20ª volta, se non 25ª, però Interstellar ha qualcosa di incredibile per me. Cioè dalla cura della scrittura alla cura scientifica, sai che c'è stata tutta un'equipe scientifica per scriverlo, Certo, eccetera, che eccetera. dopo La cura successe musicale anche che di hanno quel scoperto. musicista come emergente, si chiama? quell'Hans, Aspetta, Hans, sì, Zim, mezzo quello- tedesco, sì, Zimmer, quello come lì. Kame, sì. E ha dentro E un poi- sacco di chicche. Poi io sono legato sentimentalmente perché parla del padre, l'abbandono di un padre, quindi cioè, a livello emotivo sono molto legato a quel film, piango sempre, ogni volta. Beh, Matthew McConaughey quando No, guarda ma Jessica ragazzi. Chastain, quando guarda il video del padre. Film incredibili. Quello mi stai dispiace, facendo ma... voglia di venire a rivedere- no, è vederlo. bellissimo. Quella è proprio epica. La totale. musica che cadenza i secondi. Esatto, mentre sono meraviglioso. E quindi su- stai aspettando per Oppenheimer che uscirà il prossimo luglio, di un nuovo film di molto. Nolan. Cast pazzesco. Con Cillian Murphy. Vediamo. Fantastico. Aspettiamo. Senti, noi aspettiamo per un giorno Fabio Rovazzi a Venezia, in qualsiasi sezione, col suo film. Va bene, Ti lo piacerebbe? farò. Lo farò. No, cortometraggio. Ah, anche un bel cortometraggio. Cortometraggio. Sì. Ne ho già un'idea.
Allora, promesso... Da 4 anni, ma non la voglio fare. All'Hot Corner tra 1, 2 o 3 anni. Sì, Adesso 4. andiamo dentro appena finito da Oliver e gli chiediamo la valigetta o i soldi. Sì, no, Oliver, basta perché ogni volta che lo incontro mi... Ti si accorge? Sì, basta, sì, Oliver. sì, poi inizia a parlarti su. Ma che comportamento è questo? Non è professionale. Vabbè, perdonalo, dai. Fabio Rovazzi all'Hot Corner, grazie Fabio. Ciao, grazie a te. Grazie mille. Facciamo un saluto formale Certo, politico? assolutamente. Perfetto.